Educare all'uso consapevole della rete e fornire le indicazioni per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Questo è l'obiettivo del convegno dibattito organizzato dall'Istituto Comprensivo Terzo di Sora con la collaborazione della Polizia Postale di Frosinone e con il patrocinio del Comune di Sora. Ad aprire la mattinata nell'Auditorium Baronio di Sora il saluto dell'insegnante Sonia Cellucci, referente del comprensivo terzo del progetto, che nel suo intervento ha voluto evidenziare l'impegno della scuola nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che colpisce purtroppo in modo tragico molti adolescenti. Ad illustrare le insidie nascoste nella rete e nei social l'ispettore superiore Marco Rea della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Frosinone, il quale ha evidenziato ai tanti alunni i rischi di internet e le conseguenze anche legali di alcuni comportamenti purtroppo ormai diffusissimi come offese online, ingiurie e furti d'identità. Ormai quotidianamente facciamo questi incontri, guardi, lunedì persino abbiamo fatto 850 persone al Nestor. Questo tipo di discorso sembra che stia portando i primi frutti. Quando le istituzioni scolastiche insieme a noi e soprattutto le famiglie ci uniamo, i nostri ragazzi riescono a capire qualcosa, insomma, riusciamo a farci capire qualcosa. Loro sono proiettati molto nel mondo virtuale. Quello che gli dobbiamo far capire è che non sempre è educativo utilizzare questo mondo. Loro debbono utilizzare la rete, debbono utilizzare internet, debbono utilizzare l'apparecchiatura elettronica, ma ne debbono fare un uso consapevole. Questo però sta soprattutto alle famiglie educarli. Ecco perché io mi rivolgo sempre ai dirigenti scolastici e dico: facciamo gli incontri con i genitori, così qualche informazione per tutelare meglio i nostri ragazzi gliela diamo, insomma, ecco. A portare i saluti del Comune di Sora la consigliera comunale delegata all'istruzione Floriana De Donatis. Questo fenomeno è da contrastare, quindi la prima cosa necessaria da fare è quella di conoscerlo e renderlo conosciuto ai bambini e agli adolescenti che lo affrontano per primi e che hanno bisogno sicuramente del supporto delle istituzioni sia scolastiche che della famiglia e anche a livello comunale si fa quel che si può. In provincia di Frosinone il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non mostra dati rilevanti, ma resta fondamentale far conoscere ai giovani, ma anche alle famiglie, i rischi presenti nella rete e prendere coscienza delle conseguenze delle proprie azioni, evitando di puntare il dito contro la tecnologia o di contrastare il loro desiderio di essere durevolmente connessi. Guardi, le istituzioni scolastiche stanno rispondendo molto bene. Noi diciamo che episodi di bullismo e cyberbullismo gravi non ne abbiamo verificati nella provincia, soltanto qualche piccolo episodio, ma è stato monitorato, insomma. E questo devo dire anche grazie alle competenze per i referenti del bullismo e cyberbullismo degli istituti scolastici ed anche grazie a voi che riusciamo a pubblicizzare e mandare avanti questo messaggio che per noi è fondamentale.